Questo è il pass per prendere in giro i frequentatori della mostra con il pass che lo usano dappertutto. E ne abbiamo visti a Mestre, ma non avevamo capito che c'era l'intenzione di portare la mostra del cinema a Mestre. Ecco come potrebbe presentarsi Piazza Ferretto ad una prima della mostra del cinema secondo Venezia.com. Una volta lo si sarebbe liquidato come un fotomontaggio. Oggi, che si pensa di fare bella figura se si parla in inglese, lo si potrebbe definire un rendering, dopo le ultime dichiarazioni del sindaco Brugnaro sul futuro del festival del cinema più antico del mondo. Dobbiamo allargarla a Mestre sta roba qua. A Mestre, a Marghera, quando dico Mestre intendo terraferma chiaramente. Certo, tutto va allargato a Mestre, tutto va allargato a Mestre e a Marghera. Le abbiamo trovate molto divertenti e molto simili alle provocazioni che facciamo noi. Poi qualcuno mi ha detto che non è una provocazione, ma è un'intenzione vera e propria. Io penso che a Richard Gere neanche è stato detto che esiste Mestre o Marghera, ma sono sicuro che se glielo raccontiamo magari comincia a sognare anche lui. Dalla fondazione del Comune Unico 100 anni fa, Venezia vive una certa rivalità tra la laguna e la terraferma. È un elemento divisivo, retaggio dei diversi comuni che furono fusi all'epoca. Non credo che queste polemiche facciano bene alla città in questo momento storico. Non è il caso di riaccendere queste rivalità. Io credo che ognuno debba stare al posto suo, che Venezia faccia Venezia e la terraferma faccia la terraferma. Sono venuti gli attori, i curatori a Forte Marghera, non so se voi avete avuto occasione di parlare, sono stati tutti quanti basiti dalla bellezza di quel luogo. È l'unico sindaco al mondo che odia la città e i cittadini che amministra. È forte come affermazione. È forte, ma è la realtà, non sto dicendo niente di strano. Penso che a Brugnaro non piace Venezia, sì, piace l'ideale di Venezia, ma non piace la città, gli abitanti. Non penso che stia bene qua e difatti non lo vediamo mai. Intanto i problemi restano sul tavolo. Ecco Matteo Secchi che aggiorna la drammatica contabilità dei residenti a Venezia, da 48.858 a 48.796, 100 abitanti in meno. Ad assistere naturalmente ci sono i turisti che oramai a Venezia fotografano anche i malati sulle ambulanze. Ma questa coppia californiana, informata sulla situazione, è sinceramente colpita. È un posto così bello che la gente dovrebbe venirci a vivere, dicono.